È in nostra compagnia Raffaele Padrone, dirigente sindacale della FSP Polizia, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie Tania, grazie ai telespettatori. Visto che la bella stagione ormai è arrivata, è iniziato anche l'esodo verso le località balneari, comunque le località turistiche, dal punto di vista dei controlli su strada, com'è la situazione? Ma ogni anno sappiamo benissimo che ormai dovremmo aver imparato anche quella simbologia che ci viene ricordata da chi fa TG, la famosa giornata del bullino rosso, la famosa giornata del bullino nero. Queste sono chiaramente legate poi all'intelligenza di chi parte, di chi si mette in viaggio, di chi parte per le ferie, di attuare tutta una serie di accorgimenti, insomma, per non cadere dentro nella rete autostradale che sappiamo, ahimè, fatalità, dico sempre, no? Muovendomi sulle autostrade, al 15 agosto ti mettono il cantiere e tu sei bloccato nel traffico, quindi nel momento in cui uno dovrebbe correre più, avere un traffico comunque scorrevole, intenso ma scorrevole, si trova magari un lavoro in corso. È chiaro che però per quanto riguarda le forze dell'ordine sappiamo benissimo che nelle strade, soprattutto nella rete autostradale, c'è la polizia stradale che sicuramente come ogni anno metterà in campo, e anche lì faccio un inciso, degli uomini per determinati e specifici controlli sulla rete autostradale. A me dà un po' fastidio quando sento però, caro direttore, quando ci sentiamo propinare ogni volta le stesse cose, tipo messi in campo 10.000 uomini, 1.000 uomini sulle nostre autostrade. Allora, io ogni volta intervengo, lei oggi giustamente abbiamo anticipato perché ormai sappiamo che già da sabato scorso sono iniziati nelle nostre spiagge, da Lignano a Bibbione, comunque Caorle, Jesolo, è partita chiaramente la stagione e la gente si sposta perché è stufa di stare a casa per 2 anni e mezzo, figuriamoci se non abbiamo, poi quest'anno noto che nelle nostre spiagge ci sono molto più turisti stranieri, sono rientrati, quindi ben venga. Però dico, sento sempre questa cosa, a me dà sinceramente fastidio come sindacalista perché sembra che il sindacalista qua, per quanto riguarda il nostro Friuli Venezia Giulia, io in particolare, che dico che mancano gli uomini, poi sentiamo dire in campo 1.000 uomini, 2.000 uomini, 10.000 uomini. Cioè, allora, è bello parlare in questo sistema, fosse vero, il problema non è che non li mettiamo in campo, o non è che mettiamo in campo i 10.000, non è questo che sto discutendo che per essere lì non sono da un'altra parte, no? Quindi questo far bel vedere a me dà sinceramente fastidio come sindacalista. Perché la frase messi in campo 1.000 uomini sembra che siano che ci siano 1.000 uomini, in più non dico da in più, mettere, esatto, da poter disporre. No, questi 1.000 uomini, 2.000 uomini, quanto si vorrà disporre, saltano un altro servizio per essere in strada, per garantire chiaramente al contribuente la sicurezza. Però voglio dire, quando sento dire queste cose, sminuisce il discorso che faccio io da anni, soprattutto da qua, e dico che non ci sono uomini. Sembra che di colpo arrivano gli elicotteri, no? Poi magari andiamo a vedere non c'è la benzina per fare un altro servizio anche per gli elicotteri, però voglio dire, questi sicuramente ci saranno. E per quanto riguarda invece proprio per chi si sposta e quindi chi insomma va in vacanza, quali sono le accortezze che possono tenere per evitare incidenti, evitare insomma vari rischi? Beh, anche lì sappiamo, come si diceva prima, le partenze intelligenti, chiaramente soprattutto non mettersi alla guida nelle ore più calde della giornata, magari preferire le ore più fresche, quasi la sera, la notte, se quando è possibile il viaggio non è molto importante o stressante. È chiaro che bisogna avere alcune accortezze, soprattutto non partire dopo magari un pranzo, dopo una cena, non partire sicuramente dopo aver bevuto e non mettersi alla guida soprattutto, perché poi ricordiamo i famosi incidenti
la prima cosa che si fa quando si arriva all'incidente, si fa poi un alcotest e addirittura si fanno anche sui cadaveri l'alcotest per capire se la persona aveva bevuto, e purtroppo, devo dirlo, il 90% delle volte c'è un tasso alcolico nel sangue che non è quello dettato dalla legge, che sia poco. Purtroppo, ahimè, ci sono i paesi in cui è zero, va bene, quindi non ci sono condizioni di scuse. Poi un'altra cosa, quando si va via dobbiamo ricordarlo. Io lo dico perché l'ho detto altre volte, lo tornerò a dire, sicuramente sull'argomento ci ritorneremo, direttore, però una cosa è chiara, dobbiamo cercare sicuramente di non mostrare che stiamo facendo le vacanze da una parte, perché ahimè i furti, lo sappiamo benissimo, in questo periodo nei weekend cominciano a salire. Perché? Perché chiaramente le abitazioni sono vuote e i ladri non vanno in ferie perché usano altri mesi per andare in ferie, guardate caso, ma non certamente quelli estivi. Quindi evitiamo di mostrare che siamo via in quel periodo, postiamo le nostre foto sui muri sociali al ritorno, perché poi è una cosa, insomma, che dovrebbe essere ormai naturale, no? Ecco, quindi alcuni accorgimenti per passare delle ferie serene, perché tutti ce lo meritiamo, tutti quanti abbiamo sofferto 2 anni e mezzo, ripeto, si vede che quello che c'è nelle spiagge già adesso che siamo a giugno, ed è già qualche settimana che si è aperta la stagione anche balneare, quindi ripeto, l'accortezza è poi nella coscienza delle persone. Cara Tania. Grazie a Raffaele Padrone, Grazie. come sempre, per essere stato con noi, e l'aspettiamo prossimamente, sempre qui nei nostri Grazie, studi. ricordiamo sempre la prevenzione, che è la migliore difesa. Certamente. Grazie ancora. Grazie. Ieri sono stati ufficialmente eletti 33 sindaci in Friuli Venezia Giulia, di cui 9 nella destra tagliamento. Già si delinea la compagine dei consigli comunali. Sentiamo quindi il riepilogo nel prossimo servizio.